La Marca Trevigiana è la prima provincia in Veneto per numero di apprendisti stranieri, sono 2.365, pari al 17,7% del totale, contro una media veneta del 15,9%. Loris Bagliana, vicepresidente e vicario di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, anticipa i dati della ricerca condotta dall'Associazione su Stranieri, Lavoro e Imprese. Principalmente arrivano dall'Africa, alcuni provengono da paesi dove devono per forza lasciare le loro case, altri per necessità economiche, altri perché hanno il sogno ovviamente dell'Europa e quindi partono e arrivano nel nostro paese. Spesso ci sono i canali che sono quelli della scuola. L'altra faccia dei giovani di seconda generazione cresciuti nelle scuole trevigiane, istituti professionali capaci di insegnare un mestiere. A me è capitato di parlare con alcune famiglie, si capisce che a volte sono i ragazzi che pretendono e vogliono fare questo tipo di scuola perché hanno nella loro vita il sogno di fare o il falegname o il sarto con tutte poi le classifiche fino ad arrivare poi a fare anche lo stilista, casomai. Il Veneto è secondo per tasso di occupazione degli stranieri con il 67,2% contro il 70,9% degli italiani. Le previsioni di assunzione di stranieri da parte delle micro-piccole imprese vedono il Veneto al secondo posto nazionale con 113.160 entrate, pari al 21,5%. Treviso si colloca poco sotto con 16.670 entrate di stranieri. L'apprendistato nelle nostre aziende funziona molto bene, proprio perché c'è un percorso scolastico prima e poi ci sono i percorsi che sono finanziati anche dalla Regione Veneto di aggiornamento e quindi questo aiuta molto i ragazzi intanto ad apprendere ed imparare la lingua molto velocemente e poi a stare insieme ad altri ragazzi e questo aiuta la convivenza. I dipendenti stranieri nelle micro e piccole imprese artigiane della Marca coprono il 18% del totale e poi ci sono quelli che una volta imparato il mestiere hanno aperto la loro partita IVA. A Treviso un altro primato, le imprese artigiane guidate da immigrati sono 3.981, anche in questo caso il dato più alto del Veneto.